Eder. McAllister. Liliana, una donna bella, sorridente, con un marito con cui, pare, non andasse d'accordo, ma anche con un amico più in là con l'età che frequentava da un po'. Si parla di un soffocamento. Lo chiarirà. L'autopsia. Non è necessario aspettare autopsia. Liliana è uscita di casa sapendo di dover fare qualcosa, in tempi non lunghi, tanto che aveva dato un appuntamento successivo all'amico. Quel qualcosa l'ha portata alla morte. L'hanno uccisa? L'hanno senz'altro uccisa, indipendentemente dalle lesioni che si potranno trovare nell'autopsia. Nessuno si ammazza da solo e si infila in 2 sacchetti. Al limite te ne metti uno, non 2. Né uno si ammazza se frequenta una persona con cui si trova bene. Chi l'ha uccisa? Nella boscaglia c'era sicuramente qualcuno. Un terzo uomo? Un uomo o una donna? Bastava la forza di una donna? Bastava. La signora era minuta, e non se l'aspettava. Altrimenti, in un posto isolato, non ci sarebbe andata. La pista del maniaco. I maniaci ci sono, possono picchiare, dare una coltellata, ma qui c'è premeditazione. Liliana, nella mattinata della scomparsa, è stata vista da una fruttivendola, sapeva già di doversi recare nella boscaglia. Sì, serviva un luogo almeno un po' nascosto. L'obiettivo dell'omicida non poteva essere realizzato in mezzo alla strada. Potrebbero averla uccisa altrove per poi portare lì il corpo successivamente. Secondo me è accaduto tutto lì. L'assassino sapeva quello che sarebbe successo. È stato un omicidio premeditato, perché il corpo non è stato nascosto accuratamente. Non c'era bisogno. Quello che contava era uccidere la donna. Ed è stato fatto nel modo più semplice possibile, perché i sacchi, per occultare un minimo il corpo, e per spregio, in fondo sei spazzatura. Purtroppo uno dei problemi della nostra giustizia è l'incapacità di fare autopsie rapide ed efficaci. Lo stesso ritardo, mi par di capire, riguarda le indagini. Il sistema penale fa ormai conto solo sui testimoni. Se uno parla, ci si muove. In caso contrario, si attende. Non sappiamo se, per esempio, qualcuno avesse chiesto un prestito alla signora, ma sì. Il denaro può essere una spiegazione, come la gelosia di un uomo o di una donna. Marito, mi sembra un po' fuori dalla storia, come se non fosse protagonista dei fatti, come se passasse di lì per caso. Certamente è un omicidio, attuato da una persona che non ha tutte le rotelle a posto. Se volessi uccidere, cercherei un alibi. Chi ha ucciso non mi pare ci abbia pensato. Questo potrebbe agevolare l'individuazione dell'assassino? L'articolo di Giallo di ieri ha portato un certo ottimismo, ha riconosciuto come ufficiale la love story che avrebbe cambiato la vita di Liliana. Claudio Sterpin, nel leggerlo, ha commentato in modo lapidario così. Era l'ora, lo sto ripetendo da 22 mesi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.